C'è la dignità che maschera il bisogno, ma sono molti i veneti che non possono permettersi le medicine. Il 9 febbraio è la giornata del banco farmaceutico, una raccolta di farmaci da destinare a chi li necessita. Sono 450 le farmacie coinvolte in Veneto e 135 le organizzazioni di volontari che si occuperanno della distribuzione. Un'iniziativa che si ripete a livello nazionale da 19 anni, a fianco da 18 la Regione Veneto. Ricordo alcuni dati. Lo scorso anno sono stati raccolte nelle oltre 439 farmacie venete aderenti all'iniziativa oltre 32.000 farmaci per un valore economico di 70.000 euro circa. In tutta Italia sono stati raccolti oltre 376.000 farmaci per un valore economico di 2 milioni di euro, quindi una grande risposta da parte di tutti i cittadini, in particolare i cittadini veneti, che almeno uno su due entrando in farmacia ha fatto una donazione, e quindi mi rivolgo ancora una volta alla popolazione veneta di recarsi in massa sabato 9 febbraio nelle farmacie aderenti alla giornata nazionale di raccolta per fare un piccolo gesto di carità a favore di chi non ha la possibilità di comprarsi nemmeno un farmaco da banco. Credo che sia una prima testimonianza di quanta integrazione ci deve essere tra i due comparti. C'è tanta sanità perché noi dobbiamo sempre più portare avanti l'accesso alla salute, l'accesso anche alla spesa farmaceutica, e sappiamo che oggi anche il Veneto non è immune da sacche di povertà o comunque da persone, anziani, che non riescono neanche a curarsi, e quindi questa è la prima considerazione. La seconda invece, anche per quanto riguarda appunto la parte di integrazione sociale, va a unirsi a quelle che sono le tante altre iniziative. Pensiamo agli empori della solidarietà, alla distribuzione delle eccedenze, alla distribuzione appunto di altri generi di primi alimentari, all'educazione all'alimentazione, che può essere anche educazione alla buona salute. I farmacisti parteciperanno alla raccolta con un contributo di circa 70.000 euro. Si sono imposti un'autotassazione. Faccio un appello a tutti i cittadini di venire nelle farmacie il giorno 9, sabato, a fare la loro donazione per questa giusta causa, cioè per i cittadini meno fortunati che non hanno la possibilità di potersi acquistare anche un farmaco di pochi euro. È una cosa molto importante e noi ci siamo mobilitati per questo, e spero che, anzi sono certo che quest'anno supereremo i dati molto positivi che abbiamo ottenuto l'anno scorso.